persone che ritornano in Sicilia si stanno sottoponendo a 2 tamponi a distanza di 5 giorni. Le telecamere di TVA al drive-in di Agrigento. Videomessaggio del cardinale arcivescovo Montenegro e della CGIL. TVA vi mostrerà il concerto di Natale. I carabinieri donano dei regali ai poveri. Il questore di Agrigento mette tutti in guardia: nelle autocertificazioni non fornite falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. I ragazzi delle scuole superiori dalla DAD al ritorno tra i banchi al 75% con ingressi scaglionati e mezzi di trasporto potenziati. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'ordinanza natale del presidente della regione Nello Musumeci funziona. Chi torna in Sicilia si sottopone a tampone e poi deve ripeterlo dopo 5 giorni. Il nostro direttore Arturo Cantella è stato al drive-in di Agrigento per mostrarvi come funziona. Continuano oggi e domani e per la durata delle festività natalizie i tamponi effettuati dal personale dell'ASP di Agrigento in zona Caos, Contrada Pirandello. La struttura funzionerà a pieno regime con diversi box che fanno i tamponi, in particolare a coloro che provengono da fuori regione e che necessariamente sono costretti a farlo secondo le ultime disposizioni di legge. La stessa zona, in altro luogo un po' più distante da dove sono ubicati i gazebo per i tamponi, sarà usata il prossimo 27 dicembre per effettuare i vaccini. L'ASP, in collaborazione con il Comune di Agrigento, sta predisponendo l'area. In atto si stanno effettuando le pulizie dei luoghi e quanto prima si predisporranno altre strutture necessarie per l'effettuazione delle vaccinazioni secondo un calendario e un ordine già stabilito dal Ministero della Sanità e dall'assessorato regionale competente. Intanto continua il lavoro dei volontari, delle organizzazioni preposte che stanno offrendo una valida collaborazione ai medici dell'ASP per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Stiamo garantendo che il servizio si svolga regolarmente e facciamo fare solo il tampone, ci hanno richiesto solo il tampone le persone che vengono dall'esterno, cioè fuori regione. Se poi c'è qualcuno che si sente male lo facciamo fare regolarmente. Quindi uno di Agrigento non può venire a fare? No, neanche di Porto Empedocle. Per dire della provincia di Agrigento, sì. Solo che se hanno dei sintomi, hanno fatto amicizia con qualche amico che hanno avuto il tampone, vengono qua e qua glielo fanno fare. Se uno ha dei sintomi lo può fare? Lo può fare, sì, questo sì. Liberamente no? No, liberamente no, perché sennò qua diventa un po' particolare. Quindi questa è tutta gente che viene da fuori? Almeno così dichiarano, poi così. Quindi poi so che in tutti i giorni, traffico? Sì, tutti i giorni c'è stato tanto traffico, ora un po' lentino perché è un po' festivo, sì, qualcuno ha paura pure a uscire. E ci sono quelli che fanno 5 giorni di astinenza e poi vengono di nuovo a ricontrollarsi. Il doppio tampone? Sì, il doppio tampone. C'è una grande affluenza e dalle 8 di stamattina che abbiamo iniziato a fare i tamponi. Si tratta per lo più di persone che rientrano da fuori, quindi che vengono qui o per il primo tampone o la maggior parte per il secondo perché l'hanno già eseguito in aeroporto il primo. E quindi niente, ci sono 3 postazioni, i numeri sono notevoli, penso che avremo già superato almeno i 60-70. Qualche anticipazione in generale così sugli esiti che avete raccolto? Ma per la maggior parte sono stati negativi, al momento per fortuna sono tutti negativi, avremo comunque tutta la mattinata a disposizione, vedremo, ci auguriamo che continui così. Anche a Natale mi hanno detto che lavorerete? Sì, ci saranno dei miei colleghi perché facciamo dei turni, quindi non ci si ferma mai. E tutto sta comunque anche al senso di responsabilità dei cittadini, però devo dire che al momento sono ritornati tutti per fare anche il secondo tampone. Possiamo vedere che praticamente ci sono praticamente un sacco di persone che hanno accolto questo invito, specialmente quelle che vengono da fuori, e che effettivamente è una cosa importante per evitare appunto ulteriore diffusione della pandemia, del coronavirus, che purtroppo non conosce né feste né soste. E quindi dobbiamo operare in questo senso appunto per salvaguardare anche l'incolumità di noi tutti e quindi ecco il nostro impegno
diciamo, continuo anche nei giorni festivi, quindi diamo questo contributo. L'opera continuerà perché tra qualche giorno saranno in questa zona, ecco, ci sono delle novità, ce le anticipa? Sì, praticamente, perché abbiamo avuto un contatto l'altro ieri con il sindaco e l'assessore e dovranno a quanto pare organizzare l'installazione degli stand per iniziare le vaccinazioni e quindi praticamente si partirà fortunatamente, diciamo, in questo senso. E aspettiamo adesso che ci stanno organizzando le maestranze per cominciare a sistemare questi gazebo, in modo tale che ci sia la fase diciamo così, dei tamponi e poi la fase praticamente delle vaccinazioni. Quindi saremo qui indipendentemente se sia Natale, se sia il Capodanno o l'Epifania, ma staremo qui per dare proprio il contributo alla collettività. Voi venite da dove? State facendo il tampone? Il secondo tampone, veniamo da Parma. Da Parma. Quindi dovete per forza fare il tampone? Certo, il secondo questo è. Il primo come è andato? Bene. Ora siamo qua per il secondo, poi stiamo un po' a casa e poi andiamo di nuovo. Un giro Ascoltiamo adesso il messaggio che Don Franco Montenegro, cardinale arcivescovo di Agrigento, ci ha inviato per voi con i consueti auguri di Natale. Vediamolo. Buongiorno a tutti e approfitto per entrare nelle vostre case per poter augurare a ciascuno di voi buon Natale. Lo so, è strano quest'anno dirsi buon Natale, ci ritroviamo tutti in grande difficoltà, l'odore di festa, il profumo di festa non c'è in giro, ce n'è poco, anzi c'è tanta paura e tanta preoccupazione. Abbiamo timore che questi giorni trascorrono come giorni qualunque, come giorni che non hanno niente di particolare e di straordinario. Però l'augurio di buon Natale resta, perché è vero, ci verranno a mancare tante cose alle quali noi ci abbiamo sempre tenuto e che abbiamo costruito anno dopo anno per metterlo in piedi. Ma quello che fa Natale è Gesù. E Gesù resta. Ecco perché posso venire nelle vostre case e dirvi buon Natale, buon Gesù. Per il credente che Gesù davvero diventi nostra forza, nostra speranza, diventi il desiderio di una vita diversa. Questo Gesù piccolo ci faccia anche sognare, abbiamo dimenticato cosa significhi sognare, ci faccia gustare le cose della vita, ci faccia affrontare le difficoltà della vita, anche perché a pensarci il Natale non è una festa, punto e basta. È una festa difficile, addirittura potrei mettere, e lo metto sempre una parola, una festa tragica. È una festa che in qualche modo si adatta a quello che in questo tempo stiamo vivendo noi. È una festa tragica perché nasce un bambino in un luogo proprio che nessuno si sarebbe aspettato tra animali. Quindi il disagio di una madre e di chi è custode di quella madre e di quel figlio. Ma tra poco ci saranno donne che piangeranno perché Erode ha deciso la morte dei bambini e ancora tra poco vedremo questa famiglia scappare, immigrare, andarsene in altra terra e là come tanti dei nostri o come tanti di altri che vengono da noi dover ricominciare una vita, tentare di rimettere su una casa e poi ritornare a casa propria e ricominciare ancora una volta la propria vita. Natale è questo. Natale non è soltanto suono di campane. Natale è la gioia di sapere che Dio non si dimentica di noi. E forse qua la nostra fede è un po' carente. Noi vorremmo un Dio che ci meravigli continuamente. Invece dovremmo essere noi a meravigliarci di un Dio che continua a venire, che continua a dirci il suo amore, che continua a darci la sua forza. Betlemme, quella grotta, è importante per noi adulti, un po' rappresenta tutto
tutta la nostra vita, il groviglio delle cose della nostra vita. E in una grotta così, che è il luogo per gli animali, può entrare quel bambino e con quel bambino c'entra il cielo. Quella grotta diventa il centro della terra, sino a quando quel bambino resta lì. Non vi pare che se dirci Buon Natale e aiutarci a dire quel bambino è tornato in me, è tornato in noi, e allora la vita può riprendere. Ogni anno d'inverno tutto è secco e noi guardiamo la campagna con tanta tristezza, ci sembra che la morte abbia avuto il sopravvento, e poi vediamo che spuntano i mandorli e poi pian piano tutto riprende colore. Ecco, dirvi Buon Natale, dirvi Vero Natale, da parte mia è questo, e dirvi: guardate, questo bambino è come la prima gemma di un albero che rispunta, e il contadino, quando vede quella gemma, si rincuora, perché vuol dire che la nuova stagione sta iniziando. Io auguro a tutti Buon Natale, lo auguro soprattutto a chi sta vivendo un momento di maggiori difficoltà, a chi è preso dalla malattia, alle famiglie che si ritrovano con gente malata. Io dico Buon Natale a quelle famiglie dove l'amore non è più al primo posto. Voglio dirlo a quei giovani: credi in quel bambino che ti dice che ancora è possibile andare avanti e poter vivere. La pandemia non può spegnere, ha detto il Papa dalla finestra di San Pietro, non può spegnere quella luce che quel bambino è venuto a portare. E allora ci saranno i venti, ci sarà il cattivo tempo, quella luce continua a splendere e noi guardiamo quella luce. Ricordate gli antichi naviganti? Non avevano gli strumenti di oggi, guardavano le stelle e guardavano la luce dei fari, e questo regolava il loro cammino. Guai se quella luce si spegnesse, per loro era la fine. Noi abbiamo quella luce accesa, sappiamo da che parte dirigerci, e allora continuiamo il nostro viaggio, che nella nostra famiglia si ritrovi la forza del remare insieme, che le nuove generazioni guardino alle vecchie con tanto affetto, tanta gratitudine, ma anche con tanta gioia, che le vecchie generazioni guardano alle nuove, ma non giudicandole soltanto, ma preoccupandosi di trasmettere loro quei valori che normalmente ci si dimentica. Un Buon Natale ai bambini, sembrava la loro festa, quest'anno un po' meno, ma facciamo scoprire che Gesù non è una favola. Gesù è qualcosa è qualcuno di reale, è qualcosa di vero, e quindi con questo Gesù si può avere a che fare, ma non aver paura. Se si fa bambino, Dio non fa paura. Vorrei dire un vero Natale, Buon Natale a tutti gli anziani, a quelli soprattutto che sono soli, che sono abbandonati, perché in quel bambino possono trovare quella compagnia che gli altri non sanno dare. Vorrei dire un Buon Natale a chi lo vivrà per strada, perché non ha una casa, non ha dove andare, chi ha lasciato la propria terra. Anche per loro quella luce sia accesa, e noi dobbiamo aiutarli a scoprire da che parte sta quella luce, per poter permettere a loro di continuare il loro cammino. Ecco, questo è l'augurio che faccio a questa città, una città che tante volte sembra a disagio, una città che da come noi la giudichiamo non ci piace, la vorremmo diversa, e ci dimentichiamo che sarà diversa nella misura in cui noi diventiamo diversi. Amare Agrigento è importante, perché l'amore fa rinascere, ma se non lo amiamo, Agrigento non rinascerà. Pensiamo che c'è un futuro da costruire, ma per costruire il futuro bisogna partire oggi. Non basta dire questo non funziona, questo non va, ci vorrebbe questo. Io nel mio piccolo faccio qualcosa. Gesù è venuto a fare qualcosa perché il mondo cambi. Allora, auguri, che la gioia davvero del Natale vi abbracci,
vi riempia di tanta serenità e di tanta luce. E come il Papa diceva, questa luce ci permetta di vedere se accanto a noi c'è qualcuno che è nel bisogno, per potergli dare la nostra mano e continuare insieme il nostro cammino. Sono contento di aver avuto l'occasione di porgervi l'augurio. Un abbraccio a tutti, se lo permettete, a quanti credono e a quanti non credono, perché credo che il Natale sia la festa di coloro che, pur non credenti, credono nell'uomo, credono nella vita, credono in se stessi e si giocano tutto di se stesso per poter realizzare quei sogni nei quali hanno messo anche il cuore. Perciò auguri, un vero Natale a tutti, tanta serenità, tanta pace e sperando che, passando questo periodo, ritroviamo un po' più di voglia di fare ancora meglio. Arrivederci. L'arcivescovo di Agrigento, il cardinal Francesco Montenegro, e l'arcivescovo coadiutore Alessandro Damiano si sono sottoposti questa mattina ad Agrigento a tampone molecolare dopo che ieri era risultato positivo al Covid-19 il segretario Don Giuseppe Calandra. Il cardinale e l'arcivescovo stanno bene, non hanno alcun sintomo, così come il segretario Don Giuseppe. In via cautelativa hanno sospeso ogni attività, lo precisa la curia arcivescovile, che in attesa di rendere noto al clero e ai fedeli il risultato del test si dice costretta ad intervenire a seguito di articoli che collegano il tampone effettuato questa mattina dai due vescovi ad un'udienza con Papa Francesco avvenuta il 10 dicembre scorso, quindi 13 giorni fa, nell'ambito degli incontri sulla beatificazione di Rosario Livatino. Per i giorni rossi, quindi a partire da oggi e tutti i festivi e prefestivi, abbiamo predisposto grossi servizi di controllo in vari punti della città ed accesso alla città, sia nel territorio del capoluogo che in tutte le altre città dell'Agrigentino. Nelle sedi di commissariato provvede prevalentemente ad organizzare servizi la Polizia di Stato, mentre nei centri di competenza delle stazioni di Carabinieri si interesseranno le compagnie dell'arma competenti per territorio. Per quanto riguarda le giornate arancioni, i servizi ci saranno. Il territorio continuerà ad essere presidiato, ma in quei giorni alcuni negozi saranno aperti ed è chiaro che ci sarà un allentamento rispetto alla zona rossa. Lo ha detto durante un incontro virtuale con la stampa il questore di Agrigento Rosa Maria Eraci, dopo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante il quale sono state date dal prefetto Maria Rita Cocciufa le direttive. Il questore Eraci ha presieduto il tavolo tecnico che ha disposto i servizi di controllo e vigilanza a livello territoriale. La zona rossa è stata predisposta per evitare gli spostamenti in massa nei giorni festivi, quindi la gente che controlleremo avrà sicuramente dietro un'autocertificazione e se non ce l'ha forniremo noi il modulo e indicherà le motivazioni che spingono la persona ad uscire. Poi, ha spiegato il questore Oraci, faremo dei controlli sulle autocertificazioni e se troveremo dichiarazioni false denunceremo per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Concerto di Natale in onda su TV domani 25 dicembre alle ore 10. Verrà trasmesso per la prima volta in Italia a reti unificate. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Anche la nostra emittente trasmetterà il concerto di Natale giorno 25 alle ore 10, una produzione di Antenna 3 Veneto in collaborazione con l'ARREA, Associazione Emittenti Radio TV Locali. Il concerto di Natale è realizzato dall'Orchestra Filarmonica di Radio Veneto ed è dedicato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che seguirà l'evento. Durante il concerto verranno eseguiti i brani di Tchaikovsky, un'iniziativa molto interessante, quella delle emittenti associate REA, che per la prima volta dimostra come le realtà locali unite rappresentano in Italia intera, cosa che nel futuro si vuole disgregare con le scelte che la politica ministeriale sta facendo, come in occasione dei fondi Covid-19 destinati a uno scellerato famoso purtroppo 146-17 DPR, che destina ben 2 tranche di 50 milioni cada uno solo alle prime 100 emittenti, violando palesemente i diritti di uguaglianza costituzionale che afferma come la legge è uguale per tutti. Purtroppo in questi casi solo una platea di pochi eletti in Italia possono godere dei contributi Covid televisivi, come se altri operatori e titolari di regolare concessione ministeriale hanno svolto e continuano a svolgere in tutto il territorio italiano in piena pandemia.
A tal riguardo le emittenti associate REA hanno anche presentato un ricorso al TAR del Lazio contro tale discriminazione e grazie anche alla fattiva collaborazione del presidente della REA, ingegnere Antonio Diomedi, ha visto creare un fronte unico, forte, contro scelte politiche folli, fortemente discriminanti, dovuti dal precedente governo a guida Renzi, poi Gentiloni, e avallate anche dal governo attuale giallo-rosso 5 Stelle e PD. La messa in onda del concerto di Natale quindi rappresenta un segnale forte della presenza del territorio delle emittenti radiotelevisive locali, che anche loro offrono un prodotto di qualità, ottemperando così al pluralismo informativo fatto da oltre 40 anni sul territorio in cui si opera. Venerdì 25 dicembre alle ore 10 l'Orchestra da Camera e Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1 presentano Concerto di Natale con musiche di Tchaikovsky. Valzer dei fiori in Re maggiore da Lo Schiaccianoci, opera 71A. Concerto per orchestra e violino, solista Paolo Tagliamento. Capriccio italiano in La maggiore, opera 45. Dirige l'orchestra il maestro Vrem Chivchan. Venerdì 25 dicembre dalle ore 10 su questo canale e in contemporanea nazionale sulle reti radiotelevisive associate alla REA. In vista di questo Natale piuttosto diverso da quello che siamo abituati a celebrare, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, agli ordini del colonnello Vittorio Stingo, hanno deciso di vestire i panni di Babbo Natale e donare alla Caritas di Agrigento 70 pacchi contenenti tanti giochi che regaleranno sorrisi e rallegreranno le giornate dei bambini meno fortunati. Vediamo. Sì, oggi è una giornata che abbiamo dedicata inizialmente ai nostri figli, ai figli dell'Arma dei Carabinieri, a cui ciascuno abbiamo fatto consegnare da Babbo Natale un piccolo pensiero. Non ci siamo però limitati soltanto a noi stessi, in un piccolo gesto di altruismo abbiamo dato alla Caritas 70 pacchi dono, 70 giocattoli che speriamo attraverso di loro, attraverso la loro fondamentale azione di vicinanza a chi ha bisogno, possano raggiungere dei bambini meno fortunati dei nostri, a cui auguriamo un sereno Natale, un santo Natale e una speranza di un futuro diverso e sicuramente migliore. Sì, quest'anno è un anno particolare, purtroppo anche i bambini che aspettano il Natale con ansia rischiano di vivere questo Natale sottotono e l'obiettivo e la responsabilità dei grandi è quella di aiutare i bambini a vivere, a attraversare questo Natale come se fosse un Natale ordinario. Sicuramente i bambini stessi nella loro intelligenza capiscono che qualcosa di diverso c'è, però il nostro compito da adulti è quello di aiutarli a sognare anche in un momento difficile come questo. Il segretario della CGIL Alfonso Buscemi ripercorre questo 2020 dalla marcia contro l'isolamento viario alla stabilizzazione dei precari, poi la pandemia. Oggi però un augurio e l'impegno del sindacato per il 2021. Vediamo. Care e cari compagni, ci apprestiamo ad affrontare queste feste di Natale, un fine anno, in maniera insolita. Siamo stati negli anni abituati a scambiarci segnali di affetto, buoni propositi. Questo 2020 che va via sarà ricordato come l'anno della pandemia, un brutto anno per i tanti morti che ci ha lasciato, per come ha cambiato i nostri comportamenti, dove non riusciamo a scambiarci l'affetto che spesso c'è tra di noi. Eppure questo anno 2020 era stato aperto come CGIL di Agrigento con tanti buoni propositi. Abbiamo messo in campo una marcia contro l'isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento, una di quelle battaglie sindacali
organizzati dalla CGIL Cisle Guide con il cartello sociale, con la pastorale sociale di Agrigento, con l'adesione di tutti i sindaci, che per la prima volta ha portato migliaia e migliaia di cittadini in piazza a protestare per difendere il loro diritto ad una viabilità che sia in sicurezza, che metta nelle condizioni il nostro territorio di svilupparsi. Quella è stata la prima delle battaglie che avevamo in programma. Poi abbiamo raggiunto anche un obiettivo che da 20 anni in Sicilia abbiamo rincorso, che era la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione. Questo è l'anno dove ormai quasi tutti sono stati stabilizzati in quel modo. Avevamo messo in campo altre vertenze, dalla vertenza ai carceramenti alla vertenza sciacca. Purtroppo siamo stati rallentati in qualche misura, siamo stati anche fermati da questa pandemia. Adesso quello che noi ci auguriamo è che il 2021 sia l'anno che ci farà dimenticare la pandemia, l'anno dove si riprendono le lotte a sostegno di quei lavoratori sfruttati e mal pagati, dei tanti lavoratori invisibili, l'anno che ci si ritorna di nuovo a occupare delle famiglie più bisognose. Ecco, anche in questo triste momento l'augurio va fatto, un augurio a tutti voi, un augurio a tutti noi di ritornare alla serenità, alla normalità e alle battaglie per la conquista e la difesa dei nostri diritti. Operatori ecologici al lavoro ad Agrigento anche durante il periodo delle feste, compresi Santo Stefano e Capodanno. Stop alla raccolta solamente domani, venerdì 25 dicembre, giorno di Natale. Il raggruppamento spiega come ogni anno interrompiamo la raccolta solamente un giorno, in questo caso il 25 dicembre, giornata in cui si dovrebbe conferire la plastica, che può comunque saltare un turno a differenza del secco residuo e dell'organico. Ci appelliamo anche al buonsenso dei commercianti, degli esercenti, affinché differenzino i rifiuti come va fatto e non si espongano i mastelli della plastica giovedì 24 dicembre, in modo da non ritrovarci con i marciapiedi e i cortili invasi dai contenitori pieni. I carabinieri sono sulle tracce di chi ha imbrattato la casa natale di Luigi Pirandello, un raid vandalico simile ad altri, come non ricordare le scritte con cui è stata sfregiata Punta Bianca. Arturo Cantella. Un atto vandalico è stato perpetrato giorni fa ai danni della casa natale Luigi Pirandello a Villa Seta di Agrigento. Il cancello d'ingresso, le mura, la targa con l'indicazione del sito sono stati imbrattati usando una bomboletta spray di colore nero e ai piedi del cancello è stata anche versata una latta di vernice bianca. La scritta segnata a terra è quella di Dome, un significato sconosciuto ai tanti, ma che sarebbe la stessa ritrovata qualche mese fa sulla Marna Bianca della Scala dei Turti e che era già stato dato un volto ed era stato denunciato un individuo per l'occasione e che per ipotesi fatta si presume potrebbe essere lo stesso, comprovato dai filmati delle tante telecamere poste nelle vicinanze del sito culturale agrigentino che inchioderebbero l'autore del vile gesto. Sulla vicenda interviene oggi il sindaco di Agrigento che con parole dure afferma: apprendo con grande amarezza la notizia dell'inqualificabile gesto compiuto in danno della casa natale di Luigi Pirandello, la mancanza di rispetto verso il luogo dove ha emesso il primo vagito uno scrittore che tanto lustro ha dato al teatro, alla letteratura, ma ancora di più a questa terra significa non rispettare questa terra e tutti i suoi abitanti. Il sindaco continua affermando come solo chi è privo di cultura e di rispetto per questo popolo può offendere con un'azione così rozza e senza alcun valore il luogo simbolo del drammaturgo insignito con il premio Nobel per la letteratura e al quale sono stati intitolati un teatro, una piazza, una via e tante rassegne e premi teatrali, un luogo che è anche attrazione turistica, meta ogni anno di tantissimi visitatori, ma gli agrigentini, continua il sindaco Miccichè, sono altro e sanno andare oltre. Ripuliremo e ricostruiremo e andremo avanti a testa alta per portare le nostre tradizioni migliori avanti. In qualità di sindaco di Agrigento
e componente del Consiglio del Parco Archeologico, chiederò l'installazione di telecamere all'esterno della struttura, che deve essere meglio illuminata e più sicura per evitare in futuro altri gesti come quello scoperto qualche giorno fa. Quando vi siete accorti del gesto, di quello che è successo? Allora, il collega, diciamo, anche è stato verso le 7:15, quindi si sono accorti subito tra, diciamo, il pomeriggio, il turno di pomeriggio con i colleghi della notte che alle 7:30 prendevano servizio. Quindi hanno chiamato le forze dell'ordine per constatare tutto ciò che è accaduto, ma non si sa per quale motivo è stato vandalico nei confronti della casa Pirandello, un luogo di cultura, cosa che dovremmo tutti rispettare e portare avanti dei discorsi diversi. Invece anche noi custodi ci ritroviamo a volte con queste situazioni che vengono a dispiacere sia a noi che a tutti gli altri. La polizia è intervenuta immediatamente? Sì, quando è stata chiamata dei colleghi, la forza dell'ordine sono intervenuti facendo tutto quello che c'è da fare, e si vede ora di capire tramite la telecamera le cose se si può risalire al colpevole. Ci sono parecchie telecamere qui, quindi diciamo sarebbe possibile magari, chissà, scoprirlo, no? Ma questo toccherà a chi è di dovere, diciamo, a chi tocca andare a scoprire e verificare delle indagini in corso che ci sono. Sono successe altre volte casi simili qui alla casa Pirandello o è il primo? No, a casa Pirandello che io sappia è il primo, almeno per quello che sono corrente. Dispiace, diciamo, un po' tutti per la casa Pirandello. Non ho niente da commentare. Quindi praticamente cosa avete visto esattamente? Tutta la vernice bianca lasciata davanti al cancello? Sì, la vernice bianca, questi atti vandalici che già lei ha ripreso e le scritte che ci sono nelle colonne, nient'altro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. I ragazzi delle scuole superiori attualmente in didattica a distanza al 100% torneranno tra i banchi per il 75% dell'attività didattica. In prefettura d'Agrigento il tavolo di coordinamento provinciale scuola trasporti ha approvato il piano operativo. Le novità nel servizio. Quando riapre la scuola è ormai deciso con la data fissata dal DPCM del 3 dicembre al 7 gennaio con il rientro delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico 2020-2021. Il nodo è riportare in classe a gennaio i ragazzi delle scuole superiori, attualmente in didattica a distanza al 100% in tutta Italia. Il problema sono i trasporti e dunque ingressi scaglionati, tuttavia da tenere in conto, specie per quando riaprire la scuola, è l'andamento epidemiologico che richiama alla cautela. E ieri il tavolo di coordinamento provinciale scuola trasporti istituito in prefettura ad Agrigento ha approvato il piano operativo in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza nella misura del 75%. Per garantire agli studenti della provincia di Agrigento il rientro a scuola in sicurezza, il piano prevede la suddivisione del territorio in 3 aree. La mobilità scolastica provinciale è stata organizzata in maniera tale da raggruppare, ai fini di una più efficace gestione delle linee di trasporto, gli istituti scolastici ubicati in ambiti territoriali contigui. A seguito di numerosi e articolati confronti tra tutti i soggetti coinvolti è stata condivisa la proposta organizzativa che prevede 2 fasce orarie di ingresso, alle 8 e alle 9, e uscita alle ore 13 e alle ore 14, con la previsione di servizi di trasporto svolti sia mediante l'incremento delle corse per un totale di 100 corse supplementari, sia mediante 22 autobus aggiuntivi, nel rispetto del limite del 50% della capienza dei mezzi. Le aziende di trasporto potenzieranno anche i servizi di controlli mirati nei pressi dei punti di partenza delle fermate, ove è prevista una maggiore concentrazione di studenti. La Prefettura di Agrigento avvierà un costante monitoraggio sull'applicazione delle suddette misure organizzative, unitamente a una sensibilizzazione dei servizi di vigilanza delle forze dell'ordine e delle polizie locali.
Dopo Stefano Candiani, l'onorevole Nino Minardo è il nuovo coordinatore della Lega in Sicilia. La Lega complessivamente ha appena nominato 8 nuovi responsabili regionali. Matteo Salvini commenta: ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti che hanno contribuito alla crescita della Lega da nord a sud, con centinaia di nuove sedi aperte e più di 100.000 tesserati in tutta Italia. Numeri mai raggiunti prima, nell'ottica di fare sempre di più e sempre meglio. Come annunciato da mesi è necessario un rinnovo degli incarichi. Buon lavoro ai nuovi coordinatori. Tutti i segretari uscenti, anche grazie all'esperienza maturata, saranno chiamati a svolgere altri importanti incarichi. Nuova tranche di contributi per interventi su diversi palazzi storici siciliani. Gli assessori regionali all'economia Gaetano Armao e dei beni culturali Alberto Samonà hanno infatti firmato il decreto che autorizza la ripartizione delle risorse stanziate per opere di manutenzione ed abbellimento delle dimore storiche, grazie alle quali verranno realizzati interventi di miglioramento di 5 storici palazzi siciliani. Beneficiari dei contributi sono proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo che siano stati però dichiarati di interesse culturale. Lo stanziamento, che per il 2020 ammonta a 736.980 euro, andrà a finanziare le opere relative a Villa dei Marchesi Carrozza, Santa Teresa di Riva nel Messinese, Palazzo Val Guarnera, Gancia a Palermo, Palazzo Villa Dorata e Tonnara di Marzamemi a Pachino, Siracusa, e il complesso monumentale della Tonnara di Scopello a Castellammare del Golfo, a Trapani. L'intervento, sottolinea l'assessore Samonà, rientra nella politica conservativa di beni culturali prevista dal codice del 2002 e costituisce una forma di concorso alla spesa sostenuta dai privati proprietari di edifici storici per la messa in sicurezza e il mantenimento del decoro di edifici che con la loro presenza testimoniano la storia dei territori e ne rafforzano la bellezza e l'attrattività. Il governo regionale, aggiunge, sta investendo molto sul mantenimento e la riqualificazione del patrimonio monumentale regionale quale elemento di continuità storica e di salvaguardia dell'heritage. Contestualmente, infatti, sono in corso le opere di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei teatri e dei cineteatri della Sicilia, alcuni dei quali rappresentano preziose testimonianze di architettura, come il neoclassico Teatro Garibaldi di Modica, che solo pochi giorni fa è stato restituito alla pubblica fruizione dopo un intervento di riqualificazione che ne ha restituito l'originale bellezza. Ma facciamo un passo indietro e focalizziamoci sulla nostrana Tonnara di Scopello, sulla quale anni addietro si è doverosamente concentrato l'alcamese Antonino Fondarò, dapprima interactiano, poi rotaractiano e infine rotariano, che presiedendo nell'anno rotariano 2012-2013 il club di Castellammare del Golfo, Segesta, Torre degli Elimi, nel quale ha rivestito sia prima che dopo la sua presidenza incarichi di prestigio, firmato con l'UNESCO alla presenza del magnifico rettore e segretario generale dell'UNESCO, professor Gianni Puglisi, il protocollo per la candidatura dell'area di Scopello, Faraglioni, Baglio e Riserva a patrimonio dell'umanità, un lavoro d'amore verso la propria terra e verso una meta che ancora ad oggi regala un paesaggio alternativo, idilliaco, meraviglioso squarcio della nostra Sicilia. Ebbene, anche oggi per lei arrivano dei fondi che possano tutelarla e conservarla nel tempo. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un 45enne del posto accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto una discussione con la moglie una volta rientrato in casa. Dalle parole si è passati ai fatti, con il 45enne che avrebbe alzato le mani sulla coniuge, che ha riportato ferite al volto e anche segni sul braccio con un morso. I poliziotti sono intervenuti in un'abitazione del quartiere San Silvestro. L'uomo è stato arrestato e posto momentaneamente ai domiciliari. I dati confermano i fatti, le circostanze, gli elementi di riscontro che la Paglia è il responsabile dello sfascio della sanità messinese, ma per quanto mi riguarda di quella che è stata la mala gestio dell'emergenza epidemiologica e quindi di tutta la fase che abbiamo vissuto per quanto riguarda le disfunzioni del mondo della sanità a Messina, che a differenza delle altre città metropolitane dove il commissario Covid è stato nominato con un provvedimento apposito dell'assessore regionale alla sanità,
a Messina il dottor Carmelo Crisicelli non è un commissario, anche questa è una cosa farlocca, chiariamolo una volta per tutte, c'è qua un abuso anche sulla firma, è un semplice delegato del dirigente generale Paolo La Paglia, ma lui finora ovviamente ha sempre usato come scudo il buon Crisicelli, evitando, nonostante il suo ruolo, di apparire e di prendersi le responsabilità e di prendere i provvedimenti conseguenziali. Cosa dice l'ordinanza del Presidente della Regione? Anche qui, passaggio gravissimo. Prevede già l'ordinanza che se l'ASP non è in condizione di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di categoria A, può chiedere al comune territorialmente competente di svolgerlo direttamente o attraverso una propria partecipata. A noi non è mai stato chiesto di svolgere questo servizio, anzi posso continuare ad affermare che ci è stato impedito di svolgere anche il servizio per quanto riguarda i rifiuti di categoria A1, cioè dei soggetti sottoposti semplicemente in quarantena fiduciaria. E allora perché Paolo La Paglia anche su questo fronte non ha agito? La conosceva la circolare o non la conosceva? Questioni che non ci riguardano, ma che ovviamente confermano ulteriormente che il direttore generale va sfrattato, mandato a casa. Sandro Morgana e Santino Lopresti, candidati a dirigere la Lega Nazionale Dilettanti. Ci racconta tutto Carmelo Lentini. Novità all'orizzonte per i vertici siciliani della LND. Sandro Morgana, attuale vicepresidente dell'area sud della Lega Nazionale Dilettanti, presenta la propria candidatura alla presidenza del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti. Il tutto verrà ufficializzato in occasione di un'apposita conferenza stampa di presentazione che si svolgerà martedì 29 dicembre 2020 alle ore 11:30 presso lo splendido scenario della settecentesca Villa Lampedusa a Palermo, in via dei Quartieri. Nell'occasione verranno illustrati i programmi e le linee guida per il quadriennio olimpico 2021-2024. Sarà anche presente Santino Lopresti, presidente uscente del Comitato Regionale Sicilia e candidato alla vicepresidenza Area Sud della Lega Nazionale Dilettanti. L'assemblea elettiva avrà luogo ad Agrigento presso l'impianto Sport Village il prossimo 8 gennaio 2021. Ringrazio tutti gli amici e le società siciliane che in un clima di collaborazione e di totale condivisione si sono prodigati per sostenere detta candidatura, ha voluto sottolineare lo stesso presidente Sandro Morgana. Ringrazio in particolare modo l'ingegnere Santino Lopresti per il lavoro fin qui svolto, per la vicinanza e per l'incoraggiamento che egli ha sempre assicurato, annunciando peraltro che la Sicilia ha candidato lo stesso ingegnere Lopresti alla vicepresidenza della LND, riscuotendo l'unanime consenso di tutte le regioni dell'area sud. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buone feste. A presto.